Er lo 1971. L'ingegner e un disegnatur volen presentar lo disegno e lo progetto di una nuova macchina sportiva. Questa macchina sportiva è entrata in produzione alla Lamborghini e l'hanno fatta per più che 20 anni. L'ingegner e lo disegnatore si chiamavano Paolo Stanzani e Marcello Gandini. La macchina in produzione è venuta una delle macchine sportive più famose del mondo. Il nome di questa macchina è venuto una leggenda per tutti gli appassionati. E il nome è Lamborghini Countach. Sli siti specializzati a vendere macchine di lusso e trovano belle occasioni. Il prezzo partenza è fortunato da 299.000 euro fino a mezzo milione. Countach, a nostra moda, a Lusitano e a Piemontes, e vuol dire contagio. E anche la storia dell'umanità, il Countach più famoso e più tremendo è sta so della peste. Ante le sue tantas leggendarie variazioni. La parola viene forse dal latino tangere, tucia, o forse dalla parola contactum, che vuol dire chi sta vicino. E sento le montagne e anche il Piemonte. Countach. Countach è scritto con la O. Se volendo avrà la maniera di scrivere di Lusitano e di Piemontese. Oppure è per scrivere con la OU, se volendo avrà la grafia a nostra moda, do franco-provenzale. Di bot, scrivere è più complicato che parlare. Ma, allora, tornando alla macchina, perché chiama Countach una macchina di lusso? Un prodotto che è destinato a piacere al Jones, a tirare l'attenzione. Perché dovrà una parola che è in un momento brutto di malattia per descrivere un prodotto di valore che è frutto di una grossa ricerca tecnica e estetica. Perché proprio la parola Countach? Questa solitudine coatta Si ti sta sul sfurzia, su di un unico sapere, agata su un savè sul, questa comunità contratta questa società gruppia, a leggere le proprie sere, lo sul tramonto, questo avere per confine, si t'ave da frontiera, la tua faccia centenaria un muro centenario, e per regina e da regina la morte la morte, nella pulizia lo pulito dell'aria. Questa solitudine coatta su di un unico sapere. Agata sul savè.
vicina la muerte. Nella pulizia dell'aria. Viralità e anche propagazione di cultura, di conoscenza. Della sua origine etimologica con il termine latino virus, mantiene soprattutto il significato connesso alla rapida trasmissione, al diffondere, in un'accezione per lo più positiva. Anche il significato negativo odierno di virus non è così antico, per quanto risalga probabilmente al XVI secolo, utilizzato da un chirurgo francese per indicare il pus di una piaga contagiosa e corrosiva. In origine virus era il succo delle piante, per poi passare all'umore e ancora al veleno degli animali. Il nostro concetto di viralità, anche in riferimento al venire e all'andare delle genti, vede un'affinità di suono e di significato con virare. Virare deriva dal francese virer e indica un cambiamento di direzione, un virare appunto, che è anche un cambiamento di idea o un far girare qualcosa. Virare significa anche cambiare colore, passare da un colore all'altro, da cui viraggio. Il cambiare colore ha anche un'accezione metaforica che trasmuta il colore in umore, in modo tale che il cambiamento dei colori corrisponde a un cambiamento emotivo. E ancora il francese virer ha una probabile origine dal latino vibrare, e si aprono così porte percettive e connessioni all'infinito. Le pont. Entre avuro e avuro, entre misiu e tusies, la parola pont. Intres din tu en intrante en elo. Lo monte cesaro come un anello. Da un bruo all'altro, se stento giorno in corpo, un arculan. Dormerei sotto siarc. Village. Le peires son de tempo. L'auro de secle d'auro. Iarbo son de tempo. Gli homes son de peires. L'auro s'envolto su cielo
e se setuero, en tal giorn de peiro. Ja padaigo, ma iuei luso. Abutu, aurades iorcheses, cubies de papagala in fugo, vehemenses. L'umunte flameggio, un arbo rebigliente de curbas, briso senso cremasse, quieto al mese di aut viro su lei, sies in pauso din la luz. Lo giorno es uno grando paraulo chiaro, battimento de vocales, te pusses meurum de sut mi way. Mon pensiero e spileggiere dell'aire. Surreal, veu ma vito e ma mort. Lo monte è sver, veu, abito una trasparenza. Le paroles u viaggiant. E la parola contac ia viaggia più ant lo tempo che ant lo spazio. La peste, per lo significato via della parola contac, ia spignin. Ia spignin da 200 anni. Ma la parola era stai. Il gens volen continuare a dirla e pian pian lo suo significato lo tan camminare a cambiare, a sfumarsi, o sa modificare e lo modificare lo testo e lo contesto del discorso. E contac è venuto un'espressione che qualcuno al stupì, o meravigliare, o ammirare da che cosa. E allora è capitato che nel 1971 un operaio che lavorava tanto all'usina andò che sta nuova macchina e restai stermai su tanto tapis, con culantau sia lo tapis per mostrare sta macchina nuova, l'operaio stupì o l'ha detto "Oh contac!" Se ti sta sul sforziam anata senza nessun se ta società grippia